Buongiorno a tutte e a tutti, eccoci all'ultima puntata del ciclo di webinar Così diversi, così uguali. Oggi il tema è un tema proprio che ci consente di chiudere in bellezza, perché è un tema che interessa direttamente la comunità accademica, i docenti e gli studenti, visto che i nostri relatori ci parleranno dell'inclusione come ripensamento della didattica. E abbiamo con noi due ospiti, il professor Daniele Fedeli e la professoressa Francesca Zanon. Dico come sempre soltanto due parole, giusto per tratteggiare le figure dei docenti che parlano, degli speakers dei nostri talk, anche perché visto che andranno sempre online su Play Unihood, molte persone accederanno a queste registrazioni e magari non conoscono, non hanno avuto il piacere di conoscere direttamente Francesca e Daniele. Allora, due parole su Daniele, associato di didattica e pedagogia speciale, è delegato del magnifico rettore per gli studenti. E voglio proprio ringraziare il professor Fedeli per tutto quello che ha fatto da parecchio tempo e che sta continuando a fare per gli studenti, per tutta la nostra comunità, visto che ha ideato, organizzato e continua a essere promotore responsabile del servizio agli studenti che ha tra l'altro un bellissimo nome, quindi complimenti a chi ha inventato il nome, Agiatamente, che è questo servizio di cui poi, se vorrà, il professor Fedeli ci dirà anche qualcosa, è un servizio per aiutare gli studenti a gestire il loro disagio emotivo, psicologico in generale. Quindi il professor Fedeli, che si è molto occupato di didattica sotto tanti punti di vista, in particolare sotto il profilo della ricerca, ha poi riversato nel nostro Ateneo queste sue competenze ed esperienze, andando a diventare proprio il responsabile di questo che è uno strumento molto utile per tutti i nostri studenti. Di Francesca Zanon, cosa posso dire? Diciamo che mi ha colpito perché la professoressa Zanon, che è associata alla didattica e pedagogia speciale, gestisce anche lei un laboratorio per gli studenti con DSA. Quindi anche qui, dopo aver fatto tanti studi e tante attività, dalla teoria si va poi anche al tentativo di un'applicazione pratica, quindi un laboratorio per gli studenti con DSA, proprio col professor Fedeli, e poi con il professor Zoletto gestisce un altro laboratorio di educazione interculturale e cross-mediale per insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria. In più la professoressa Zanon si è occupata anche di noi, perché si è occupata di learning, si è occupata di piattaforma Moodle e quindi è stata anche formatrice proprio di gruppi di docenti per l'utilizzo di queste piattaforme che non sono per nulla semplici. Si può, per chi non è addetto ai lavori, ipotizzare che sia facile fare didattica tramite un dispositivo elettronico, ma così non è. E quindi servono i docenti per i docenti. Detto questo, adesso io mi oscuro, mi metto in background, vi cedo la parola, quindi organizzate il tempo, questa 20-25 minuti che avete a disposizione, poi mi auguro che ci saranno delle domande. Ecco, a voi la parola, a voi il palco. Grazie mille, ringrazio la collega Filì, ovviamente ringrazio tutte le colleghe e i colleghi che sono collegati e che seguono questo breve talk che appunto andiamo a tenere con la collega Zanon. Appunto, come diceva la professoressa Filì, noi ci occupiamo di inclusione, entrambi siamo appunto nell'ambito della pedagogia speciale, che è quel settore della pedagogia che studia proprio gli interventi educativi che si rivolgono a bambini, ragazzi, in teoria anche adulti, una volta si sarebbe detto con disabilità, oggi diciamo con bisogni speciali, con dei bisogni educativi speciali che possono essere permanenti, come ad esempio una condizione di disabilità su base organica, o che possono essere più transitori, più momentanei. Allora, questo breve talk, poi appunto io parlerò qualche minuto, poi lascerò la parola alla professoressa Zanon sugli aspetti più metodologici. Avevamo preparato anche qualche slide da condividere, che vado a condividere insieme a voi.
Appunto, il tema dell'inclusione come ripensamento della didattica, è qualche anno ormai che nell'ambito degli interventi educativi a scuola, e non solo a scuola, anche all'università in realtà, la parola inclusione è diventata un po' come dire, una parola di riferimento fondamentale, una parola chiave fondamentale, che dovrebbe arrivare a chiudere un ciclo, un percorso storico che potremmo riassumere in come dire, in tre momenti molto importanti. Un primo momento che culminò, insomma, cominciò negli anni 70 e poi culminò con la legge quadro del 92, che sostanzialmente riconosceva il diritto degli studenti, come diceva la legge, a prescindere dalla tipologia e dalla gravità della disabilità, di frequentare le scuole comuni. Quindi veniva definitivamente superata l'idea delle scuole speciali o delle classi differenziali. Poi un secondo passaggio storicamente molto importante, anche se molto recente, è quello della legge 170 del 2010, che si occupa specificamente delle studentesse e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia. Studenti che sempre più numerosi anche arrivano all'università, agli studi universitari. E poi il terzo passaggio, per chi si occupa di pedagogia speciale, un passaggio molto rilevante, è ancora più recente perché è riferito a una direttiva ministeriale del 2012 che introduce in ambito scolastico il concetto di bisogni educativi speciali, o spesso indicato anche con l'acronimo che magari molti di voi avranno incontrato già di BES, bisogni educativi speciali, cioè l'idea che in realtà qualsiasi studente, qualsiasi studentessa possa incontrare in maniera più o meno stabile, in maniera più o meno transitoria, dei momenti del suo percorso scolastico in cui ha dei bisogni speciali. E quindi, come dicevo prima, il tema dell'inclusione è proprio questo, cioè l'obiettivo dell'inclusione è proprio quello di fare un salto di qualità rispetto al passato. Nel senso, noi per molti anni abbiamo fatto riferimento al concetto di integrazione scolastica. L'integrazione scolastica che cos'era? Era studiare degli interventi educativi o didattici in senso stretto per rispondere alle esigenze del particolare studente che aveva una disabilità. E quindi era un approccio sostanzialmente reattivo, cioè si aspettava che in classe arrivasse il ragazzo o la ragazza con una disabilità specifica e a quel punto si andavano a studiare le risposte più idonee in termini di spazi, di ambienti, di procedure didattiche e via dicendo. Quindi diciamo l'integrazione era sostanzialmente un approccio reattivo. Il termine inclusione è un approccio più proattivo, cioè il termine inclusione cosa vuol dire? Vuol dire in che modo io posso rendere la mia didattica a livello di scuola primaria, di scuola secondaria, ma anche di università, in che modo posso rendere la mia didattica così flessibile negli spazi, nei tempi, nelle metodologie di insegnamento e di valutazione e via dicendo, comunque una didattica così flessibile da rispondere ai bisogni di chiunque possa entrare in questa classe o in questa aula, in questo corso. Quindi, diciamo così, mentre l'integrazione era un approccio reattivo che partiva dall'analisi del ragazzo che arrivava con le sue specifiche disabilità, l'inclusione è un approccio diverso, un approccio proattivo, è un approccio, se volete, più progettato, cioè prima ancora dell'arrivo del ragazzo o della ragazza con specifiche disabilità o specifici disturbi, vi dicendo, in che modo io posso rendere la mia didattica così flessibile da renderla comunque accessibile a chiunque arrivi. In questo senso, ed era appunto il titolo dell'incontro di oggi, di questo breve talk di oggi, l'inclusione è diventata anche l'occasione per ripensare il modo di fare didattica. Cioè nel momento in cui io voglio fare una didattica inclusiva, devo ripensare tutta una serie di aspetti della didattica. Il fatto di occuparsi e di includere a scuola bambini o ragazzi con una disabilità, ad esempio una disabilità intellettiva, come potrebbe essere una sindrome cromosomica, non so, la sindrome di Down,
oppure includere ragazzi o ragazze con disturbi specifici d'apprendimento, per esempio ragazzi con dislessia o con disortografia, o ancora ragazzi o ragazze con bisogni educativi speciali, ad esempio uno studente che può avere un deficit dell'attenzione. Ecco, includere queste ragazze e questi ragazzi ha avuto e ha tuttora delle ripercussioni più ampie, ancora più ampie, che non si limitano all'inclusione di quello specifico studente. Perché? Perché nel momento in cui ci siamo dovuti confrontare con ragazzi o ragazze con questi bisogni speciali, noi abbiamo dovuto ripensare la didattica su più piani. Ho provato a evidenziare rapidamente 5 punti. Il primo, oggi sappiamo molto meglio come funzionano alcuni processi cognitivi di base avanzati, proprio avendo studiato come sono compromessi in ragazzi e ragazze con disturbi specifici. Ad esempio, molte cose che oggi noi sappiamo sull'attenzione, su come possiamo potenziare l'attenzione, su come possiamo valutarle e via dicendo, le sappiamo avendo studiato quali sono le compromissioni attentive nei soggetti con disturbo da deficit dell'attenzione e dell'iperattività. Molte cose che oggi sappiamo su come si apprende a leggere o a scrivere, come si potenzia la lettura e la scrittura e quali sono gli errori da evitare, le sappiamo proprio avendo studiato in che modo possiamo supportare ragazzi con dislessia o con disortografia. Quindi l'inclusione di ragazzi con bisogni speciali ha portato a una conoscenza molto più ampia, molto più approfondita di come avviene l'apprendimento anche in soggetti, come si usa dire, a sviluppo tipico. Poi questo ha portato anche una maggior valorizzazione degli stili cognitivi, di cui si parla da anni, ma che erano rimasti troppo a lungo proprio esclusi dalla pratica didattica quotidiana. Ha portato una maggiore attenzione a differenti canali di rappresentazione, quindi l'importanza di far passare la didattica non solo attraverso il prevalente canale verbale, che continua ad avere un ruolo centrale, no, nella didattica a tutti i livelli, ma attraverso anche altri canali, ad esempio quello viso-spaziale. Un altro aspetto su cui abbiamo e stiamo ancora ripensando la didattica è stato anche lo spostare l'attenzione dagli aspetti di contenuto agli aspetti di processo. Oggi in ambito scolastico si parla molto di competenze, di valutare le competenze, di fare didattica per competenze, cioè la conoscenza di per sé, si è visto, è meno rilevante rispetto al processo che mi porta ad acquisirla o a non acquisirla. E quindi le competenze da questo punto di vista sono ormai riconosciute come più importanti, no, del risultato finale che possono portare a raggiungere oppure no. E poi da ultimo, vedete, un grande ripensamento riguarda anche le metodologie didattiche, su cui appunto tra poco lascerò la parola alla collega Zanon. Non solo metodologie didattiche più o meno innovative, ma anche di come possiamo introdurre alcune metodologie o alcuni strumenti compensativi, pensati inizialmente soprattutto per studenti o studentesse con bisogni speciali, nella didattica ordinaria. Faccio solo un esempio. L'importanza delle mappe concettuali, che nasce soprattutto e si sviluppa soprattutto per assistere studenti e studentessi con disturbi dell'apprendimento, beh, oggi sta entrando in molte scuole, e non solo a scuola, anche in molte esperienze universitarie, come uno strumento quotidiano di lavoro, perché si è visto che nel momento in cui io utilizzo la mappa, faccio sviluppare l'apprendimento attraverso due canali, quello verbale e quello viso-spaziale. Qualsiasi apprendimento in un doppio codice è più efficace, soprattutto in fase poi di recupero dell'apprendimento stesso, no? Soprattutto quando devo andare a recuperare, perché quando uno dei due codici non funziona adeguatamente, il codice verbale, posso appoggiarmi più sull'altro. Allora, in questo senso, l'inclusione di bisogni speciali ha veramente determinato e sta determinando un ripensamento della didattica a tutti i livelli, a livello di scuole primarie, a livello di scuole secondarie, ma lo stiamo vedendo anche a livello universitario, dove sta aumentando in maniera importante di anno in anno sempre gli studenti, le matricole che si iscrivono e che certificano un disturbo specifico di apprendimento. In tutto questo, l'ultima cosa che accenno, prima di lasciare la parola alla collega, un altro aspetto per chi si occupa di inclusione scolastica molto importante è stato l'adozione anche a scuola dell'ICF. L'ICF è uno strumento di descrizione del funzionamento individuale curato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il quale
fa una distinzione importante tra capacità e performance, cioè tra le capacità di base che ha uno studente con o senza bisogni speciali e le performance che riesce concretamente a manifestare una specifica situazione. E questo è un po' uno schema di riferimento perché? Perché nel promuovere l'inclusione noi dovremmo fare in modo di lavorare su ciò che permetta allo studente di tradurre le capacità che ha in performance, cioè evitare che le performance siano più basse delle capacità. E l'ICF introduce un concetto importante, quello di fattori contestuali, cioè quei fattori di contesto che possono agire da facilitatori e che quindi permettono al ragazzo di concretizzare in performance le capacità di partenza, oppure le barriere, cioè tutti quegli aspetti relativi al contesto in cui ad esempio si può svolgere anche un esame, che agiscono da barriere, cioè non permettono allo studente di manifestare appieno le sue capacità. Questo è un aspetto molto importante perché lavorare sull'inclusione significa lavorare prevalentemente su questi aspetti che stanno in mezzo tra le capacità e le performance e che aprono la strada a un approccio per noi fondamentale di riferimento, che è quello dell'UDL, dell'Universal Design for Learning, cioè la progettazione universale per l'apprendimento, su cui lascio la parola poi adesso alla collega Prozzanon. Grazie Daniele per il passaggio di testimone. Sì, io parto da qui. Parto da qui chiedendovi, così, facendo subito una riflessione importante. Fare inclusione in qualsiasi ordine scolastico siamo, soprattutto all'università, non è una cosa che si improvvisa o non è così facile, ma richiede progettazione, richiede un'attenzione particolare ad alcuni principi, ad alcune regole. Ecco qua, così l'intenzione adesso di presentarvi un po' questo modello che è quello dell'Università Design for Learning, perché fare inclusione, come anche in generale fare didattica, è un po' una scienza della progettazione, richiede progettazione e richiede progettazione stando ben attenti ad alcuni principi. Prima cosa che voglio dire. Seconda cosa che voglio dire è che fare inclusione non riguarda solo sto attenta allo studente DSA, sto attento allo studente che ha problemi, ma sto attenta, vedo la classe anche universitaria come un insieme di differenze, perché ognuno ha un modo diverso di approcciarsi all'apprendimento e all'insegnamento. Ognuno di noi apprende in modo diverso, no? Ha uno stile cognitivo diverso. E dunque fare inclusione vuol dire anche tenere conto di tutti questi aspetti qui, non solo della diversità nel senso più classico. E dunque noi, soprattutto noi docenti universitari, che strumenti abbiamo per fare inclusione? Innanzitutto abbiamo le metodologie didattiche. E dunque tutti noi dobbiamo, ed è questo un po' lo scopo di questo mio breve intervento, avere una valigia, una cassa degli attrezzi molto ricca di metodologie che possiamo utilizzare per permettere a tutti, con i loro strumenti, con i loro mezzi, di raggiungere gli obiettivi finali, di raggiungere quelle competenze, quelle conoscenze di cui ci parlava Daniele. Passa pure alla slide successiva, Daniele. Ecco, dunque, Universal Design for Learning è proprio creare, un'altra parola chiave, ambienti di apprendimento, perché quello che noi dobbiamo fare anche all'università è creare, quando entriamo in aula dobbiamo creare ambienti di apprendimento, dove, come si dice, la variabilità individuale è la regola, perché in effetti è così. Noi quando entriamo in un'aula ci troviamo di fronte a una varietà notevole di modi diversi di interagire, di ascoltarci, di apprendere. E dunque fare inclusione vuol dire proprio creare questo ambiente di apprendimento, ed è importante chiamarlo così anche all'università, non chiamarla aula, non chiamarla lezione, ma chiamare... Io costruisco un ambiente di apprendimento dove tutti, in qualche modo, con i loro mezzi e i loro strumenti, devono arrivare all'obiettivo. E dunque devo tenere conto, grazie, di questa, poi passare poi alla successiva, di questa variabilità degli studenti, facendo due cose importanti, facendo una didattica flessibile con proposte ridondanti. State attenti che sembrano potrebbero mettervi un po' così, sbalordirvi un po' anche questo concetto di ridondante, ma è importante. Allora, partiamo dalla prima, dalla didattica flessibile.
Passa pure alla prossima. La didattica flessibile cosa vuol dire? Vuol dire che quando io entro in aula, entro in classe, che abbia studenti grandi, studenti piccoli, quello che ho, devo tener conto quello che ho detto prima, che sono tutti diversi. E dunque devo proporre delle attività didattiche che si adattino alle esigenze di ciascuno. Allora qualcuno potrebbe dire, e come faccio io a pensare a fare lezione che vada bene a 180 persone? Non è facile l'università. No, non è facile. Ecco perché poi alla fine vi farò vedere alcune metodologie che permettono di superare una rigidità che non va bene agli altri, ma di rendere la didattica flessibile. Le tecnologie, per esempio, ci aiutano molto in questa flessibilità, no? Il poter passare dal canale visivo al canale testuale, al canale sonoro, ma anche conoscere tante metodologie ci permette di essere flessibili. Non esiste solo la lezione frontale, lo sapete, esistono vari metodi per insegnare e apprendere, varie metodologie applicabili anche di fronte a 180 persone, anche in DAD, e alcuni di noi l'hanno provato in questi anni, in questo anno di pandemia, ma anche in un'aula universitaria. Il rendere gli studenti partecipi, collaborativi, il fare cooperative learning, il fare flipped classroom come vedremo dopo, sono tutte metodologie che ci permettono di fare una didattica flessibile. E poi proposte ridondanti. Cosa vuol dire la ridondanza? Cioè, finché noi rendiamo veramente questa didattica flessibile, che arrivi a tutti, è importante prevedere più canali in cui lo studente la percepisce l'informazione. Dunque la stessa informazione deve essere data in più modi, per questo è ridondante, la do attraverso la slide in modo visivo, la ripeto parlando e non semplicemente leggendo la slide ma aggiungendo qualcosa, ci posso aggiungere il sonoro, ci posso aggiungere le indicazioni pratiche, il far vedere degli artefatti, cioè lo stesso contenuto deve essere presentato in più modi. Per cui vuol dire ridondante, non in senso negativo, ma è un modo proprio per raggiungere quella flessibilità di cui vi ho appena parlato. Ecco dunque, fare inclusione vuol dire fare una didattica flessibile e ridondante. È molto importante questo, è alla base poi di tutte le... Noi possiamo parlare di innovazione didattiche, di metodologie didattiche innovative, di tecnologie, di didattica digitale integrata, però la base è effettivamente tenere conto di questi due aspetti importanti della didattica. Grazie Daniele, passa pure. Ecco, questo modello di cui vi abbiamo accennato io e Daniele si basa su dei principi. Dicevo, fare inclusione in aula vuol dire pensare, riflettere e progettare. Progettare, secondo questo modello dell'Universal Design for Learning, attraverso tre principi, che sono il capire, il fare e coinvolgere. Quando noi entriamo in aula dobbiamo fornire a tutti, quello che ho detto fino adesso, gli strumenti, i mezzi per rappresentarsi la conoscenza, per comprendere le informazioni. Daniele prima parlava di mappe, la mappa è un modo per comprendere le informazioni, magari non va bene a tutti, dunque alcuni possiamo offrire la mappa, per qualcun altro invece è più comodo semplicemente studiare dal testo senza tanti schemi, proprio perché abbiamo stili cognitivi diversi. E dunque il primo principio è proprio quello di fornire a tutti questi mezzi di rappresentazione, indipendentemente dalla difficoltà. Non riguarda esclusivamente la difficoltà, riguarda tutti. Fare, in questo caso dare a tutti i mezzi per esprimersi, per far vedere quello che hanno capito, quello che hanno compreso. Questo a volte noi, per prima, anch'io, cadiamo un po' a livello didattica universitaria, no? Perché entriamo, facciamo lezione, ma magari non diamo abbastanza spazio agli studenti per mostrarci che cosa hanno capito. Dunque bisogna dedicare del tempo all'interazione, alla discussione, al confronto, in modo che tutti possano mostrarci nel loro modo, il modo in cui riescono meglio a esprimersi, chi lo può fare parlando, chi lo può fare mostrandoci un'altra slide, quello che hanno capito. Questo non è valutare,
ma è lavorare sulla comprensione, sull'espressione, sulla capacità proprio di mostrare modi diversi di comprensione. Poi il terzo principio è quello del coinvolgere, cioè fornire mezzi diversi di coinvolgimento. Anche qui l'importanza di dare, di fornire interesse, di fornire motivazioni, di attirare la loro attenzione, di sostenere anche questa attenzione, molto importante per tutti, cioè dare vari modi per sostenere l'interesse e la motivazione. Dunque il capire, il fare, il coinvolgere sono i tre principi fondamentali del fare inclusione in aula. Se noi lavoriamo su questi tre principi, cioè se quando progettiamo la nostra lezione, organizziamo il corso che andremo a fare, teniamo ben presente questi tre principi, riusciamo in qualche modo a progettare effettivamente un percorso inclusivo. Dunque quando progettiamo, proprio riflettiamo, sto dando a tutti gli strumenti per rappresentarsi quello che voglio dire? Sto dando a tutti gli strumenti per farmi capire che hanno capito? Sto dando a tutti i mezzi per motivarsi, per essere interessati? Dovremmo sempre chiedercelo. Grazie Daniele. La prossima slide rappresenta, qui è gli stessi principi che abbiamo appena visto prima. E adesso passiamo un attimo, vi porto via pochi minuti nelle ultime due slide proprio sull'aspetto delle strategie. Dunque per fare tutto questo, per mettere in atto l'Universal Design for Learning, dobbiamo mettere in atto, avere delle strategie metodologiche. Non possiamo pensare che la lezione frontale sia l'unico metodo per poter arrivare agli studenti. È un metodo come un altro, va bene, io non sono contro la lezione frontale, va bene in alcuni casi, ma deve essere affiancato a altri momenti per rendere effettivamente la lezione partecipativa, riflessiva. E dunque nell'ultima slide vi ho proprio indicato passa pure all'ultima Daniele, una valigia in cui secondo me ognuno di noi dovrebbe mettere, al di là dei testi che ci servono, al di là del materiale, le metodologie per poter mettere in pratica tutto quello che vi ho detto fino adesso. Io qui ve ne ho elencate qualcuno, ci vorrebbero chissà quante lezioni per spiegarle tutte, io ho un intero corso in cui le spiego. Però per farvi un elenco, tutte queste metodologie non sono metodologie tipiche della scuola secondaria o della scuola primaria. È come se non c'entrassero niente con la scuola, con l'università. Anche all'università si possono mettere in atto strategie di cooperative learning, che è il classico apprendimento collaborativo, cooperativo, che non vuol dire semplicemente li divido in gruppo e li faccio lavorare in gruppo, perché il cooperative learning è una metodologia didattica che ha delle regole, delle tecniche, delle metodologie che sono molto interessanti, che permettono effettivamente di far veramente collaborare tra di loro gli studenti, di lavorare anche con i ruoli, con la divisione di compiti. Il tutor e il peer tutoring, soprattutto nei casi di difficoltà, è un'altra strategia, no? Dove chi sa qualcosa in più può aiutare chi sa qualcosa in meno, che non è detto che sia sempre il bravo contro chi ha difficoltà, ma si può a seconda della competenza che voglio andare a gestire. Il problem solving, cioè il lavorare proprio nel risolvere i problemi. La flipped classroom, che va tanto di moda e che secondo me dovremmo ripescare, no? Quando lasceremo un po' la didattica a distanza, perché questa pandemia finirà e ci avvicineremo alla didattica digitale integrata, non dimentichiamo la flipped classroom, che è un modo veramente attivo e costruttivo per fare didattica digitale integrata. Anche questo però richiede veramente una formazione delle metodologie. Il debate, il role playing, il compito di realtà, sono tutte metodologie che permettono di fare una didattica flessibile e ridondante, perché lo studente è al centro, è protagonista, è lui che insieme a voi che gli create con queste metodologie la cornice, costruisce la sua conoscenza, è partecipe, è attivo e arriva all'obiettivo con i suoi mezzi, come lui preferisce, con le potenzialità che ha a disposizione. Va bene, mi fermo qua. Grazie.
Grazie molte Francesca e Daniele, davvero molto interessante e molto stimolante. Io spero che questo talk abbia suscitato qualche domanda da parte di chi ci sta ascoltando. A me sicuramente sono venute delle domande. Quindi io vi faccio qualche domanda in attesa che arrivino domande da parte di chi ci sta ascoltando. Allora, parto dalla fine, quindi parto con la professoressa Zanon, perché ovviamente ci metti molto in discussione, nel senso che questo tuo punto di vista, queste nuove metodologie mettono in discussione molta della didattica che noi facciamo, che io personalmente faccio, cioè seguendo proprio il metodo classico della didattica frontale, che poi tra l'altro in materia giuridica è assolutamente tipico. Devo dire però che anche quello che dici, oltre che metterci in discussione, mette in discussione un po' tutto il sistema, perché se dobbiamo utilizzare tutte queste tecniche, è ovvio che dovremmo avere più tempo e il numero di ore che noi abbiamo nei corsi è molto ridotto, perché se dobbiamo utilizzare il dibattito, se dobbiamo utilizzare, far fare dei lavori agli studenti e alle studentesse, è chiaro che dobbiamo avere un numero di tempo superiore, perché come possono lavorare su un argomento che non sanno? Quindi dovremmo prima spiegarglielo, poi dovrebbero approcciarsi, penso, con un po' di studio individuale e poi rielaborare in aula. O mi sbaglio? Cioè, come si fa? Allora, sì, dirti come si fanno queste metodologie ti dico, richiederebbe un'altra lezione, dunque non è facile, l'ho detto brevemente, dunque non è vero che ci vuole più tempo, sono metodologie come la lezione frontale che non richiedono più tempo, richiedono un modo diverso nostro di approcciarsi proprio all'insegnamento, perché questo vuol dire, prendiamo la Flipped Classroom per esempio. La Flipped Classroom richiede un momento in cui io la parte di trasmissione dei contenuti la faccio per esempio tramite un video, che posso dire ai ragazzi tranquillamente, prima della mia lezione, da casa vi guardate un video, vi preparate per la mia lezione guardando un video su questo argomento. Quando entriamo in aula, io riprenderò alcuni concetti, ma non dedicherò le 3 ore, 4 ore di lezione a riprendere tutti i concetti, ma a discutere di quei concetti, a far sì che siano loro a costruirsi il processo di conoscenza, a riprendere parole chiavi, a discuterli, a confrontarci, come dico io, a manipolare la conoscenza. Dunque, il tempo è lo stesso, non è vero che perdiamo più tempo, è un approccio diverso. È un approccio in cui lo studente diventa protagonista e impara a conoscere proprio. Non è detto che tutto il corso di diritto internazionale, tutto il corso di pedagogia lo faccio così. Utilizzare queste metodologie vuol dire una lezione particolare la faccio in questo modo. La lezione su quell'argomento decido di farla facendo lavori di gruppo, perché mi sembra che l'argomento sia più adatto per renderli protagonisti. Poi non posso comunque adottare la lezione frontale, alcuni aspetti, cioè, secondo me un buon insegnante di qualsiasi ordine della scuola deve adottare un po' tutte queste metodologie e sapersi gestire e utilizzarle in momenti particolari, no? Ne parliamo di microprogettualità, vuol dire che queste metodologie vanno utilizzate in alcuni momenti, ma assolutamente non portano via più tempo, anzi ne guadagniamo di tempo perché secondo me arrivano fortemente i contenuti agli studenti perché li fanno propri, arrivano prima. Sai cosa ho notato però? Che molte volte gli studenti non vogliono partecipare. Cioè, Questo è un altro aspetto perché ne parlavamo prima, lo studente si trova bene, no, nella lezione frontale a volte, è un po' la copertina di Linus, sto lì, ascolto, vado a casa, studio, faccio soprattutto all'università e faccio l'esame. Dunque bisogna un pochettino abituare anche lo studente a questo stile, però una volta che noi li abituiamo anche al dibattito, al confronto e loro entrano in questo, secondo me ne trovano solo vantaggio anche nella comprensione proprio dei contenuti. È vero, la lezione frontale è, scusatemi la parola, comoda anche per lo studente, no? È tranquillizzante a volte, ma perché forse non sono abituati. Sì, non si mettono in gioco, forse non sono abituati, allora la domanda infatti è se siamo noi a disabituarli o ci vengono già dalle scuole superiori poco abituati.
Sì, qui è un altro punto dolente, sì. Boh, la scuola si sta cercando di innovare in qualsiasi ordine e grado, a partire dalla primaria, ma però non è facile, soprattutto la scuola secondaria di secondo grado è ancora molto legata all'aspetto della trasmissione del contenuto, no? Più che del lavorare, come diceva Daniele, sulle competenze, dunque sul ragazzo visto nella sua interezza e dunque è un percorso che stanno facendo anche le scuole, ci vorrà del tempo, però non ci si deve, secondo me, abbattere, ma anzi dobbiamo lavorare da questo punto di vista anche all'università. Ottimo. Allora, professor Fedeli, ti faccio un'altra domanda, perché hai parlato di capacità e performance. E questo è un aspetto molto importante per noi. Hai parlato di facilitatori e di barriere. Allora, su questo aspetto devo dire che molti colleghi e colleghe ci siamo interrogati perché sempre di più agli esami abbiamo persone che manifestano delle difficoltà che vengono segnalate poi tramite i canali che tu ben sai, ma noi, sì, voi sì, ma noi, diciamo, comuni docenti che non abbiamo queste competenze specifiche, ci domandiamo in coscienza se il nostro approccio nel momento della performance, quindi il momento dell'esame, è un approccio corretto o no, a prescindere che diamo la possibilità allo studente e alla studentessa che ha la DSA piuttosto che qualche altra difficoltà di optare per lo scritto, per l'orale, questo va bene. Però è come se fosse lo studente a condurci o la studentessa a condurci, perché poi in realtà noi non abbiamo delle competenze per poter probabilmente interfacciarci con lui o con lei nel modo corretto, nel modo più adatto, evitando quelle barriere. Cosa potremmo fare? Cioè, cosa si può fare anche per noi docenti per riuscire a migliorare il nostro rapporto con gli esami di studenti che dobbiamo considerare con bisogni speciali? Sai, questa è una domanda importante, una domanda complessa, anche perché prima dicevo appunto che la legge che riconosce i DSA in ambito scolastico è del 2010, poi le linee guida sono del 2011 e voglio dire, non è passato molto tempo, in effetti proprio adesso stiamo assistendo a un aumento importante di studenti con DSA che arrivano all'università, che sono quelli che 10 anni fa erano magari alle scuole, fine scuola primaria, insomma, e cominciavano a essere certificati con questo disturbo. Quindi è chiaro che è un campo su cui bisogna ancora andare a lavorare, appunto, oltre il discorso delle misure dispensative e degli strumenti compensativi che prevede già la norma, no? Dalla possibilità di avere il tempo aggiuntivo, l'esame orale piuttosto che scritto e via dicendo. Io direi in generale, e questo credo che debba valere un po' per chiunque insegna, no? A qualsiasi livello, soprattutto ci vuole un approccio molto consapevole del modo in cui noi andiamo a gestire il momento dell'esame. Ti faccio un esempio molto, molto rapido, collegandomi anche a quello che prima dicevi, cioè l'altro campo di cui mi occupo, cioè la gestione dell'ansia. Perché le barriere e i facilitatori di cui parla l'OMS non sono soltanto relativi all'ambiente o agli strumenti, sono anche interni alla persona. Allora spesso in molti ragazzi e molte ragazze una barriera diventa l'ansia collegata all'esame, motivo per cui noi abbiamo attivato all'università questo progetto agiatamente proprio per trasmettere quelle abilità. Perché l'ansia può diventare una grande barriera, no? Lo sappiamo che l'ansia quando supera un certo livello è in grado di azzerare completamente la memoria in quel momento. E quindi da un certo punto di vista io dovrei dire che dovrei mettere in condizione lo studente di affrontare l'esame senza eccessivi livelli d'ansia, perché altrimenti l'ansia diventa una barriera. Potrebbe esserci però anche un altro aspetto, cioè l'altro aspetto potrebbe essere che io vada a formare degli studenti in alcuni lavori in cui dovranno sapere anche gestire l'ansia e quindi è importante che loro imparino anche a gestire l'ansia, però allora questo l'OMS ci direbbe se questo dobbiamo farlo, io devo essere consapevole di questo e devo trasmettere allo studente anche l'abilità per gestire questo aspetto, cioè come si gestisce ad esempio un esame sotto pressione che può indurre ansia, perché magari un domani andrai a fare un lavoro dove devi sapere gestire l'ansia. Quindi la risposta non è semplice, anche perché ovvio ognuno di noi forma anche per profili professionali molto diversi, no? Appunto andiamo dall'insegnante all'avvocato, al medico, all'ingegnere e via dicendo. Io credo che soprattutto in questa fase l'approccio più corretto debba essere un approccio molto consapevole, cioè che tipo di abilità e competenze vogliamo che il ragazzo abbia nel momento in cui esce dall'università e poi lavorare su quelle.
Ecco, io credo che questa riflessione dovremmo forse farcela un po' di più. Ecco, vi ringrazio perché ci state dando degli input che dovremmo anche portare di più nelle discussioni che per voi saranno più pane quotidiano, ma per noi meno, proprio nei nostri ambiti, nei nostri consigli di corso, per fare delle riflessioni serie su certe impostazioni. Vedo che c'è una domanda. Rosalia, prego. Microfono e anche... Eccola. Sì. Salve a tutti, ho seguito con molto interesse, mi è piaciuto così questa carrellata di strategie e approcci. Sarebbe bello che facessimo noi docenti, vero, gruppi di lavoro per poter poi calare queste indicazioni molto interessanti nella propria specificità. Mi è piaciuta molto la definizione di copertina di Linus per gli studenti della lezione frontale, ed è vero. Dunque, io insegno lingua straniera, per cui devo necessariamente rendere la lezione attiva. Ora, con il Teams, è un po' così, il momento quello in cui io chiedo con dei compiti di dividersi in gruppi, io vedo nella fascia dei partecipanti quanti lasciano, vanno via perché non vogliono essere attivi. No. Siccome poi posto tutte le attività eccetera, trovano più comodo vedersele per conto proprio, ma mentre io li divido in gruppi, io vedo che si riduce l'elenco ed è un po' così triste, ed è una verità che emerge proprio adesso con la lezione a distanza. E comunque è una coperta di Linus anche per gli insegnanti, perché l'insegnante che sa la sua materia e dopo la trova più conveniente, no? Più pratico, più semplice, come dire, esporre l'argomento. Ecco. E in realtà tutta questa apertura agli approcci penso che comporti molto lavoro precedente per l'insegnante. Prima si diceva, e l'alunno cosa fa? L'alunno deve preparare prima, è l'insegnante che deve strutturare. Io, scusate, dico deve, come se stessi parlando solo per gli altri. No, io mi pongo sempre il problema proprio perché insegno lingua, ecco, quindi devo continuamente richiamare me stessa a questo approccio così partecipato. Ed è un lavoro di preparazione incredibile. Però è anche vero che all'inizio può costituire una gran mole di lavoro, ma poi, proprio per variare e venire incontro alla diversità, si possono riutilizzare tutti questi materiali strutturati da noi, questa raccolta poi non è solo materiale strutturato, ma è raccolta di materiali. Adesso con internet possiamo veramente variare voci, approcci, magari con 2 minuti per dare uno stimolo, ecco, sempre per via della lingua. Questo è per me un dovere, per quello che, scusate, lo richiamo con una certa partecipazione, perché è il lavoro quotidiano. E poi ecco, si vive anche un po' di rendita quando tutto è già strutturato, sì. I materiali ritornano in internet, ovviamente su YouTube per esempio si ritrovano, e quindi c'è questo sollievo successivo. Grazie perché, dico la verità, mi avete richiamata l'attenzione a questo Universal Design for Learning che devo approfondire senz'altro, quindi ho il mio compito successivo a questo. Grazie davvero, grazie a tutti. Sì. Ci sono altre domande, osservazioni? Volete anche voi aggiungere qualcosa, Francesca, Daniele? No, semplicemente è vero quello che diceva la collega adesso, che queste metodologie, io lo dico sempre alle colleghe vostre di primaria, che è molto più facile a volte non fare la lezione frontale, cioè mi preparo la lezione, vado in aula, è complicato a livello di progettazione, proprio di learning design, invece mettere in atto tutte queste nuove metodologie. Dunque è vero, richiedono all'insegnante un lavoro di progettazione prima, ma anche di gestione dell'aula notevole. Certo, certamente, quindi dovremmo fare noi attività di training non indifferente su questo. Quindi vi ringrazio molto per questi spunti. Mi pare che non ci siano altre domande, quindi io ringrazio tantissimo la professoressa Francesca Zanon e il professor Daniele Fedeli Grazie. per la partecipazione, per averci dato questi ottimi spunti e anche compiti, anche insomma
avendoci caricato di una piccola responsabilità, ovviamente, effettivamente non che non lo sapessimo, ma insomma sono cose che dobbiamo cominciare a mettere in pratica e quindi sempre di più dobbiamo prendere coscienza di tutte queste nuove metodologie che sono il frutto anche, come diceva molto chiaramente il professor Fedeli, il frutto di questa nuova visione, di questa nuova parola chiave, inclusione, che ci ha portato a guardare da altri punti di vista, no? Nostre impostazioni e anche se vogliamo stereotipate. Io ringrazio tutti coloro che sono online e voglio salutare tutte e tutti dicendo che oggi poi è la fine di questo percorso, quindi è l'ultimo talk di questo ciclo di webinar così diversi, così uguali, quantomeno per questo anno accademico, poi vedremo quello che succederà in futuro. Tutti questi talk andranno sul canale Play Hollywood di YouTube e quindi saranno sempre visibili. Ringrazio il magnifico rettore, il professor Roberto Pinton, per averci dato questa possibilità, il direttore generale, il dottor Massimo Di Silverio, tutti gli uffici che hanno collaborato a questo progetto. Voglio fare un ringraziamento particolare per le tirocinanti del CUG che hanno materialmente aiutato noi del CUG a realizzarlo, quindi la dottoressa Asaria Basile, che poi ha ceduto il testimone alla dottoressa Cristina Marcon, la dottoressa Sveva Gregori, che gestisce Play Hollywood e che ci carica sempre, ci confeziona questi video con le copertine e li fa diventare più belli, togliendo anche tutti gli erroretti che ogni tanto ci sono stati. E poi ringrazio i componenti del CUG che hanno sostenuto questa iniziativa e vi auguro, come dire, un buon proseguimento di anno accademico e speriamo di rivederci il prossimo anno sempre per un ciclo di webinar che possa mettere in luce le diversità e le uguaglianze in questa logica di inclusione. Grazie a tutti e a tutti e in particolare a Francesca Zanone e a Daniele Fedeli. Arrivederci.